Stile più c'est important. Il stile più vecchio de tutti e dappertutto riconosciuto come distintivo della tradizione del jazz è il Dixieland. Dixieland, cioè la terra del Dixie, perché il centro del suo sviluppo è stato a New Orleans. Sto stile, di solito, è eseguito da un piccolo gruppo fa con clarinetto, tromba e trombone, con l'accompagnamento di una sessione ritmica di batteria, banjo o piano e violon o tuba. Negli anni 40 al Dixie fa seguito il swing, scucà, musica eseguita da un Roche più grande, fa de sessioni de fià, sassofono, di volte anche clarinette, trombe e tromboni. Poden vessere de 3 a 5 elementi per ogni strumento. Venne da ultra in sci i grandi orchestre fa anche de 20-25 suonatori. In del swing la sessione ritmica la ciapa una più grande importanza. De solito è formata di chitarra, piano, violon e batteria che ha il compito di creare una base per improvvisazione dei solista. E il bebop, Coupi o Duma Bap, la marca e ritorna al piccolo Roche Jazz. In sta il sassofonista Charlie Parker e il trombettista Dixie Gillespie a dare inviata un stile tanto virtuosistico e con armonie tanto avanti, caratterizzate da armonie complicate, tempi spesso rapidi e linee melodiche intense e spesso separate. I Roche poden fare de vun a 3 strumenti a fià, de solito sassofono, tromba e trombone, con una sessione ritmica di piano, violon e batteria. La scena del jazz del Didinqueux è complicata. Intanto che i stili menzionati prima vanno a suonare, il panorama musicale si slarga fuori dei nuovi sviluppi stilistici. Per esempio, il cool jazz french, che è caratterizzato dalla finezza tecnica e della moderazione espressiva. Il Latin jazz latino, è il genere musicale che mette insieme i ritmi dell'America Latina ai melodie e armonie del jazz. Segan, il Latin jazz brasiliano e quel afro-cubano. Poi, un'estensione radicale del bap. È il free jazz libero, in due di gruppi musicali pisciniti, in modo tipico un strumento per la melodia accompagnato di violon e batteria, improvvisa liberamente senza avere il supporto di una linea melodica, senza armonia o un schema metrico definito prima. Un altro stile è il jazz fusion, che incorpora un frac di pratiche armoniche e ritmiche della musica rock e che sfrutta la possibilità di utilizzare degli strumenti elettronici in combinazione con quelli tradizionali.